Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sentenza di primo grado nel processo scaturito dall'inchiesta Camice Bianco sui furbetti del cartellino all'ASP di Cosenza, 21 condanne e estinzioni del rapporto di lavoro. L'incontro tra l'arcivescovo emerito e la ragazza protagonista della brutta storia portata alla ribalta dalle Iene è avvenuto solo dopo l'aborto. Monsignor Nunnari è estraneo ai fatti, lo scrive l'arcivescovo Nolè, che ha condotto un'indagine interna. Ha atteso che il marito si addormentasse, poi l'ha ucciso con una roncola. Il fatto si è consumato nella notte a Oppido Mamertina. La vittima è vicina alla Cosca Alvaro. La DIA ha posto i sigilli ai beni di 2 imprenditori crotonesi ritenuti contigui alla Cosca Grande Aracri di Cutro. Il provvedimento riguarda un'azienda di legnami e un villaggio turistico. Il CIPE ha dato il via libera al progetto per l'ammodernamento della 106 e alla valorizzazione del recupero del centro storico di Cosenza. Il finanziamento previsto è di 1.335 milioni per l'infrastruttura e 90 milioni per la città vecchia. Protesta questa mattina a Vibo dei lavoratori socialmente utili di pubblica utilità, esclusi dal rinnovo dei contratti. La compagnia aerea Ryanair ha deciso di garantire all'aeroporto Sant'Anna di Crotone il ripristino dei voli. L'attività riprenderà dal mese di giugno con voli per Bergamo e Pisa. Falso allarme per fuga di gas su un treno merci in transito nella stazione di Amantea ha provocato l'interruzione del traffico ferroviario per oltre 2 ore. La biblioteca civica di Cosenza torna a nuova vita grazie a un accordo sottoscritto tra la provincia e il Ministero dei Beni Culturali. Buonasera dalla redazione TG10, in primo piano il processo Camice Bianco, giunto alle sentenze di primo grado. L'inchiesta, lo ricordiamo, vedeva medici, infermieri, dirigenti e dipendenti dell'ASP di Cosenza accusati di truffa per aver falsificato gli orari di presenza e di uscita. 21 le condanne, 6 le persone assolte. Sentiamo. I camici bianchi falsificavano gli orari di presenza e uscita, timbrando in modo infedele il cartellino marcatempo e così truffavano l'amministrazione di competenza. Sono 21 le sentenze di condanna emesse in primo grado dal Tribunale di Cosenza nei confronti di soggetti in servizio all'ospedale civile o nelle varie sedi dell'ASP cosentine, imputati nel processo scaturito dall'inchiesta Camice Bianco, che nel 2015 aveva puntato l'attenzione su una trentina di persone accusate di aver messo in atto con sistematicità e abitualità le condotte infedeli da furbetti del cartellino durante l'orario di servizio, regolarmente retribuito, anche con prestazioni extra di straordinario. Il giudice Marco Bilotta ha condannato 21 degli indagati con pene sospese con la condizionale che vanno dagli 8 mesi all'anno e 6 mesi di reclusione, inflitto multe e disposto il pagamento delle spese processuali. Per i soggetti condannati il magistrato ha ordinato anche l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e l'estinzione del rapporto di lavoro. 6 le assoluzioni. Torniamo adesso sulla vicenda che riguarda l'accusa di induzione all'aborto da parte di un sacerdote della diocesi di Cosenza che vedeva anche coinvolto l'arcivescovo emerito Nunnari. Monsignor Nolè ha svolto una prima concreta verifica ascoltando i protagonisti e oggi afferma che Monsignor Salvatore Nunnari è assolutamente estraneo alla vicenda dell'aborto e alle accuse a lui rivolte. Sentiamo perché. Monsignor Nunnari ha sì incontrato Francesca, la ragazza protagonista della vicenda portata alla ribalta dalla trasmissione Le Iene, che accusa un parroco di averla indotta all'aborto, ma solo dopo aver effettuato l'interruzione della gravidanza. È questa la verità che emerge al termine della fase di chiarificazione, trasparenza, ascolto e discernimento messa in atto da parte dell'arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Francesco Nolè, che ha voluto ascoltare direttamente le persone interessate incontrando la ragazza. L'arcivescovo ha riferito attraverso una nota che la giovane donna ha consegnato una lettera proprio a Monsignor Nunnari, nella quale lo dichiara estraneo ai fatti, affermando di averlo incontrato appunto solo dopo l'aborto. Dunque accuse infondate quelle mosse inizialmente nei confronti dell'arcivescovo emerito. Monsignor Nolè rinnova il suo grazie a tutti coloro che hanno pregato e continuano a pregare per la diocesi e il suo pastore e rinnova la sua fiducia a Monsignor Nunnari, così come rinnova l'invito a una comunicazione rispettosa della verità delle persone, del lavoro silenzioso di tanti sacerdoti, religiosi e laici che operano su tanti fronti della carità, della pastorale e della evangelizzazione della stessa Chiesa locale.
Ancora cronaca, atteso che il marito si addormentasse, poi lo ha ucciso colpendolo alla testa con una roncola. Una 63enne, Maria Giuseppina Barca, è stata arrestata dai carabinieri a Castellace di Oppido Mamertina, piccolo centro preaspromontano della provincia di Reggio Calabria. La vittima è Rocco Cutri, di 71 anni, ritenuto dagli inquirenti vicino alla cosca Alvaro Violi Macri. Questa la casa teatro dell'omicidio di Rocco Cutri, 71 anni, assassinato con una roncola. Ad ucciderlo sarebbe stata la moglie, Maria Giuseppina Barca, di 63 anni. La zona è quella di Castellace di Oppido Mamertina, nel Reggino. A dare l'allarme il figlio della coppia. Quando ha visto il genitore in una pozza di sangue ha chiamato il 118, ma l'uomo è morto prima dell'arrivo dei sanitari. Ma quale il movente dell'omicidio? I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e il contesto in cui è maturato il delitto. Secondo i primi accertamenti, da tempo il rapporto tra i due coniugi si era incrinato, da quando cioè nel 2008 uno dei loro figli, Domenico, venne ucciso a Sinopoli nel corso di una lite per futili motivi. Rocco Cutri era inoltre considerato dagli inquirenti vicino alla cosca di 'ndrangheta Alvaro Violi Macri ed era il suocero di Carmine Alvaro, presunto esponente di spicco del gruppo criminale. Da anni probabilmente la moglie covava del rancore nei confronti del marito. Vivevano ancora insieme, ma secondo quanto si è appreso, la quotidianità era fatta di violenze fisiche e verbali da parte dell'uomo nei confronti della moglie. La donna, forse dopo l'ennesima lite, ha atteso che il marito si addormentasse dopo pranzo, poi lo avrebbe colpito in testa con una roncola. L'arma, ancora sporca di sangue, è stata poi trovata dai carabinieri nel giardino di una casa disabitata vicina all'abitazione dei Cutri. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Palmi, Ignazio Vallario. La donna si trova adesso nel carcere San Pietro di Reggio Calabria, dovrà spiegare agli inquirenti i motivi del gesto. E adesso parliamo della DIA, che ha posto i sigilli ai beni di 2 imprenditori crotonesi detenuti contigui alla cosca Grande Aracri di Cutro. Il provvedimento riguarda un'azienda di legname e un villaggio turistico. Sentiamo. Eccoli gli agenti della direzione investigativa antimafia di Catanzaro mentre entrano nell'azienda specializzata nella lavorazione di legname nel Crotonese ed appongono i sigilli. L'impresa è di proprietà del 52enne Salvatore Scarpino, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione Chiterion, da cui è scaturito l'omonimo processo conclusosi nei giorni scorsi con la condanna di 11 persone e dovrà scontare 10 anni di carcere. A distanza di qualche chilometro gli agenti hanno eseguito un ulteriore provvedimento di sequestro che ha riguardato un villaggio turistico alberghiero di proprietà di un imprenditore di 62 anni, Pasquale Barberio. I 2 provvedimenti emessi dai tribunali di Catanzaro e Crotone, a beni per oltre 15 milioni di euro. Entrambi gli imprenditori sono ritenuti contigui alla locale di 'ndrangheta di Cutro, facente capo al boss Nicolino Grande Aracri. Secondo l'attività di ricostruzione contabile operata dagli investigatori della DIA, che si basa sugli esiti di accertamenti di natura patrimoniale riguardanti un arco temporale di circa 20 anni, è emersa una sproporzione fra i beni posseduti ed i redditi dichiarati. Si parla di pericolosità sociale qualificata, intendendo proprio elementi tali da ricondurre non solo i soggetti nell'ambito dei soggetti appunto ritenuti appartenenti, vicini, contigui a criminalità organizzata, ma qualificata proprio perché ci sono oggettivi elementi emersi da pregresse indagini, investigazioni giudiziarie che li collocano come imprenditori di riferimento della cosca Grande Aracri di Cutro, in settori differenti. I beni posti sotto sequestro comprendono capitali di aziende, immobili, terreni, rapporti finanziari e polizze assicurative. In particolare il Tribunale di Catanzaro ha formulato un giudizio di pericolosità sociale su Barberio, anche alla luce, si legge negli atti, dei rapporti di natura economica accertati come intercorrenti con il boss, concretizzati nell'affidamento nel 2000 di una rilevante somma di denaro, 1,5 miliardi di lire, da parte di Grande Aracri prima che fosse arrestato. Per quanto riguarda Scarpino, il Tribunale di Crotone, a fondamento del giudizio di pericolosità sociale nei confronti dell'imprenditore, a cui è stata anche applicata la misura della sorveglianza speciale per 3 anni con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha messo in luce la sua attività attraverso operazioni finanziarie e bancarie e investimenti commerciali, anche con l'ausilio di prestanomi, evidenziandone i contatti diretti e frequenti con Grande Aracri, al quale avrebbe anche procurato contatti con settori istituzionali, anche per il tramite di ordini massonici e cavalierati. Vengono sequestrate non solo società
che gestiscono villaggi esistenti già costruiti, ma anche una società che potenzialmente quindi aveva la proprietà del terreno e già destinataria delle autorizzazioni per costruire un altro villaggio. Si parla del villaggio in località Seleno, Riva dei Turchi, villaggio El Caribe. Si tratta di un progetto di realizzazione. Via libera del CIPE, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi per 2 importanti interventi nel Cosentino, CIPE che era stato rinviato di una settimana, ok al progetto della statale 106 Ionica con uno stanziamento di risorse pari a 1.335 milioni per il recupero poi del centro storico di Cosenza, sono previsti 90 milioni di euro. Sentiamo. La strada statale 106, la strada della morte, quel rettilineo pericoloso costato la vita a troppa gente, sarà ammodernato. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha approvato questa mattina il progetto definitivo del megalotto della Ionica tra Sibari e Roseto nel Cosentino. L'impegno di spesa previsto è di 1.335 milioni di euro. Nella stessa riunione nella Sala Verde di Palazzo Chigi a Roma il CIPE ha dato il via libera a un intervento straordinario per il centro storico di Cosenza con lo stanziamento di 90 milioni di euro. La città dei Bruzzi inserita in un programma di recupero e valorizzazione dei centri storici che interesserà anche Palermo, Taranto e Napoli, 59 in tutto gli interventi per un totale di 360 milioni di euro. I fondi finalizzati alla riqualificazione e messa in sicurezza della parte antica della città, la città di Telesio, ritenuta tra le più importanti del Mezzogiorno. I provvedimenti del CIPE erano attesi. La 106 è considerata opera strategica per il collegamento tra la Calabria e il corridoio adriatico, con la conseguenza che la regione sarà facilmente raggiungibile. Inoltre l'investimento consistente darà ossigeno alle imprese. Con l'apertura dei cantieri previsto l'impiego di circa 3.000 operai, un notevole impulso per l'economia del territorio. Ottenuto il sì tanto atteso da Roma, quanto tempo passerà per il concreto avvio dei lavori nella parte antica di Cosenza e sulla 106? I tempi non dovrebbero essere lunghi, la volontà anche nelle stanze dei burocrati pare sia quella di accelerare per recuperare il tempo perduto. Esclusi dal rinnovo dei contratti, protestano a Vibo i lavoratori socialmente utili di pubblica utilità. Sentiamo. Si acuisce l'avvertenza dei lavoratori LSU e LPU della provincia di Vibo Valentia, da mesi rimasti senza rinnovo contrattuale, dopo che da lunedì mattina hanno allestito un presidio permanente su Corso Vittorio Emanuele per dire basta alle inutili attese, alle promesse e ai rinvii incerti ed ogni altra mediazione o negoziato. Stamattina è stato toccato un punto delicato con il corteo insieme alle delegazioni dei lavoratori LSU e LPU provenienti dalle altre province calabresi in segno di solidarietà. Al grido di lavoro, lavoro, i precari in attesa di contratto hanno ribadito la loro condizione di disperazione in cui sono costretti a vivere. Siamo stanchi, non se ne può più, siamo arrivati veramente al limite, vogliamo delle risposte, se no non torneremo a casa. 24 anni di lavoro nero, dopo 65 anni e mi trovo in queste condizioni, non il contratto, non l'immobilità e nemmeno il nulla osta per andare a un altro comune. Grazie. Io sono un disoccupato, è dal 2011 che sono disoccupato e nessuno si è degnato di questi politici a venire a casa mia per vedere cosa faccio per vivere. E sono stato costretto ad andarmene a nord a cercare lavoro a nord, quindi qua è una vera sporcizia, questo si sappia. La Calabria è rimasta l'ultima regione a dare lavoro. Questo è uno schifo qua. Un vero e proprio schifo, mi contento a dormire nei container a nord tra ghiaccio e neve, ma non stare qui a guardare loro, che loro si fanno i porci come di loro e noi stiamo solo a guardare e morire di fame e non possiamo nemmeno mantenere i figli a scuola. Anni di sofferenza, di incertezze, adesso si aprono spiragli positivi per la Biblioteca Civica di Cosenza grazie ad un accordo col Ministero della Sinergia con la Biblioteca Nazionale.
La sottoscrizione di un importante accordo con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo segna l'inizio di una nuova stagione per la Biblioteca Civica di Cosenza, che riprenderà tutte le attività che l'hanno contraddistinta fin dal 1917, quando venne eretta ente morale e ne venne approvato lo statuto. Grazie all'accordo che stamattina sarà sottoscritto tra la Biblioteca Civica e il Ministero per i Beni Culturali, sarà distaccato personale della Biblioteca Nazionale alla Biblioteca Civica. Questo ci permetterà di valorizzare il patrimonio esistente, oltre che di dare nuova vita alle attività della biblioteca. Per la Biblioteca Civica di Cosenza dunque inizia un nuovo percorso di valorizzazione e una più efficace fruizione del patrimonio librario, grazie alla sinergia con la Biblioteca Nazionale. È un accordo di valorizzazione, ma con un obiettivo triplice, in quanto da un lato sicuramente valorizziamo il patrimonio bibliografico, dall'altro lato comunque cercheremo sicuramente di aumentare la fruizione dello stesso. E chiaramente con questa sinergia tra le due biblioteche, quindi quella statale con quella civica, e quindi con il supporto non soltanto di risorse umane ma anche strumentali, sicuramente insomma penso che sarà un servizio importante per il territorio. La soddisfazione è che questa proiezione di questo accordo ha ritrovato riscontro in tutti gli interlocutori, quindi è stato in qualche modo anche facile attuarlo, perché quando c'è un intento congiunto l'attuazione poi chiaramente spetta ai tecnici, ma quello è un gioco facile. Questa cosa si è potuta fare solo per la forte sinergia che c'è stata tra la provincia e il comune di Cosenza. È stata grande apertura anche del sindaco Ciuto e io di questo devo ringraziare. L'abbiamo fatto e si poteva fare solo con l'accordo tra le due istituzioni che sono poi, diciamo così, i soci della Biblioteca Civica. Io dico sempre che c'è il momento della battaglia politica, delle elezioni, poi c'è il momento di costruire e di amministrare, e questo è un momento che ha anche un significato importante, collaborazione fra istituzioni, che è sicuramente un fattore che ci fa crescere. Non a dicembre, non a gennaio come era stato annunciato, ma con la solita Ryanair a giugno si volerà da Crotone le rotte, le iniziali, quelle per Bergamo e Pisa, spiragli anche qui positivi in una vicenda che sembrava senza fine, ma bisognerà aspettare appunto giugno. Sentiamo. La buona notizia arriva da Roma, al Sant'Anna si tornerà a volare. È stato l'amministratore delegato della Ryanair ad annunciare l'attivazione dei collegamenti giornalieri tra l'aeroporto di Crotone e l'aeroporto di Bergamo. Lo scalo di Orio al Serio, per essere precisi, a partire da giugno 2018. L'aeroporto di Crotone sarà inoltre collegato con Pisa con 3 voli settimanali nel corso della stagione estiva, a partire da giugno e fino alla fine di agosto. La compagnia low cost in una nota ha precisato che queste saranno solo le prime di una serie di rotte nazionali e internazionali che verranno attivate, poiché è volontà di Ryanair conoscere ulteriormente il mercato calabrese in partnership con il nuovo management SACAL. L'amministratore delegato ha fatto sapere inoltre che l'obiettivo della compagnia low cost è di operare al più presto su tutti gli aeroporti gestiti dalla SACAL. Dopo gli annunci, le manifestazioni, i lunghi mesi di isolamento, di blocco, l'aeroporto di Crotone torna in attività, un primo importante segnale soprattutto per la prossima stagione estiva in un territorio ad alta vocazione turistica. I nostri 100 secondi di cronaca adesso. Falso allarme gas su un treno merci che ha provocato un'interruzione di oltre 2 ore del traffico sulla linea tirrenica nel Cosentino. L'allarme è scattato alla stazione di Amantea, quando al passaggio del convoglio si è avvertito un forte odore di gas. Il treno è stato fermato nella stazione di San Lucido e sono stati chiamati i nuclei specializzati dei vigili del fuoco di Cosenza. Dai controlli effettuati è emerso che le cisterne erano vuote e che non c'era alcuno sversamento. I carabinieri del comando provinciale del nucleo operativo ecologico di Reggio Calabria hanno eseguito il sequestro preventivo di una società con sede legale a Roma
in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Nel procedimento è indagato il presidente della Camera di Commercio di Vibo, l'imprenditore Michelino Roberto Lico, ritenuto responsabile di intestazione fittizia di beni. Secondo l'accusa, per eludere le disposizioni in materia antimafia, avrebbe attribuito fittiziamente al figlio la maggioranza assoluta delle azioni. Il sequestro rappresenta uno sviluppo dell'indagine Metauros. Arrestato un 38enne dai carabinieri della compagnia di Catanzaro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo è accusato di aver aggredito e strattonato la madre facendola cadere a terra. Alla base della reazione violenta ci sarebbero i continui rifiuti opposti dalla madre davanti alle richieste di denaro da parte del figlio. E adesso parliamo di danza, un concorso che unisce la danza alla solidarietà, il 9° concorso nazionale di danza città di Cosenza, con il ricavato della manifestazione che sarà devoluto alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Sentiamo. C'è grande attesa anche quest'anno per la 9ª edizione del concorso nazionale di danza Città di Cosenza. I prossimi 3 e 4 marzo al Teatro Rendano la protagonista sarà la danza, attraverso una competizione che vuole essere momento di confronto, crescita ed opportunità di formazione, carriera e lavoro. La manifestazione, la cui direzione artistica è affidata alla coreografa Angela Tiesi, è un momento di incontro fra coloro che amano danzare, esprimendosi con i movimenti armoniosi del proprio corpo. La giuria, composta da personaggi di spessore, autori contemporanei maggiormente rappresentativi sulla scena europea, è chiamata ad esprimersi sulle diverse categorie in una terra ricca di talenti. Il 3 marzo ci saranno i workshop, inizieremo alle 15:30 nella sala Quindieri nel ridotto del Teatro Rendano con le lezioni di danza classica con la direttrice della scuola di danza del Teatro dell'Opera, Laura Comi, per poi proseguire sul palcoscenico, sempre del Teatro Rendano, le lezioni di contemporaneo con docente Mauro Astolfi e Francesca Frassinelli. È una vetrina per talenti. Qui in Calabria ne abbiamo tantissimi ed è giusto che siano messi in evidenza. Tra i premi in palio nella 9ª edizione del concorso, oltre alle borse di studio per progetti di alto perfezionamento e formazione professionale, si aggiunge per i coreografi il passaggio in semifinale a Coreografica Mente Corti Coreografici, una rassegna che si svolgerà al Teatro Lo Spazio di Roma. Il concorso, che anche quest'anno devolverà il ricavato alla LILT, assegnerà un premio speciale intitolato alla giovanissima Carmen Varlaro, scomparsa prematuramente e che ha speso la sua vita per trasmettere alle allieve l'amore verso la danza, strumento di comunicazione non verbale, efficace ed emozionante. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo che tempo farà. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Siamo all'epilogo di questa fase invernale sulla Calabria. Infatti nelle prossime ore l'avvicinarsi di un profondo vortice di bassa pressione sulla penisola iberica scaturerà in risposta un richiamo di aria calda proveniente dal Nord Africa, che favorirà un deciso rialzo delle temperature nel corso della giornata di giovedì. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Giovedì, cieli parzialmente nuvolosi con possibili deboli piogge, in particolar modo sui versanti ionici. Temperature in rialzo di diversi gradi. E adesso diamo il consueto sguardo a mari e venti. Giovedì, mari inizialmente mossi con moto ondoso in deciso aumento nel corso della seconda parte della giornata e venti moderati dai quadranti meridionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.